Parliamo ora di pensioni, nello specifico delle donne, perché per quanto riguarda le pensionate veneziane i dati non sono affatto buoni, 1 su 3 è povera. Abbiamo preso in esame il dato del casellario dell'INPS dove si evidenzia il fatto che molte donne, soprattutto donne che ricevono l'integrazione al trattamento minimo, sono la stragrande maggioranza, e questo è un dato in un rapporto circa 17 volte superiore a quello dei maschi. Anche la provincia di Venezia non è un paese per pensionate. Secondo i dati forniti dall'INPS 2016 presi in esame dallo SPI-CGIL del Veneto, infatti, un'anziana su 3 ha la pensione integrata al trattamento minimo. In molti casi siamo proprio al limite della povertà, tanto che si rende necessario un intervento pubblico di integrazione al trattamento previdenziale. C'è poi anche un altro fenomeno presente nel mondo dei pensionati e di cui molti non sono a conoscenza. Molti pensionati non sanno, soprattutto pensionate, che hanno diritto ad avere delle integrazioni previdenziali a domanda, quindi devono fare domanda per avere queste integrazioni, e in molti casi noi statistichiamo che circa il 30% dei trattamenti in essere siano carenti da questo punto di vista, e bisogna fare domanda, rivolgersi agli sportelli del sindacato per avere appunto viste integrate, magari anche di qualche decina, qualche centinaio di euro, il proprio trattamento previdenziale.